Ciao signore e signori, buongiorno. Bene, ci troviamo come potete vedere ai Punti Vigne. Questo è l'inizio. Ora vi faccio vedere che cosa c'è, niente. E poi spengo, senza parole, diciamo, è solo in diretta per documentare che è oggi, non è che è una diretta esclusiva. Aspetta che giro bene, ora giro la telecamera. Ecco, qua siamo all'inizio di Punti Vigne. Ecco, come potete vedere già, guardate qua, guardate, queste sono le Punti Vigne. Le Punti Vigne. Qua c'è una specie di giardino prensile e queste le puntivigne, guardate ora qua, guardate che sorpresa geniale. Aspetta che c'è il coso che sbatte. Cioè, praticamente che succede? Che siccome il comune ha iniziato a mettere le fototrappole, allora qua loro passano qua a volo e gettano i sacchetta perché per esempio questa, no? Gettano i sacchetta perché non ci sono le telecamere, sanno che Punti Vigne, vedete, sono sacchetti lanciati lì, non sono caduti, diciamo, dalla tecla come qualcuno sostiene, a volte sì, ma non sempre. Ecco, questi sono sacchetti, guardate, lanciati dalle macchine in corsa. Sono sacchetti lanciati dalle persone, guarda, lanciate pure sopra le spine, qua, guardate qua, vedete, sono lanciati proprio, e sono molto vecchi e putrefatti, alcuni fossilizzati, guarda, caichino proprio, penso che c'è un buco naturale, una discarica naturale, questa sarebbe, diciamo, tanto millantate dai nostri politici, non dal sindaco certamente, ma da qualcun altro sì. Ecco, vedete qua, guarda, addirittura, ecco qua è il clou, spero che si vede, ecco il clou qua, c'è proprio, faccio proprio una discarica, c'è una discarica naturale, guardate, ecco, vedete. Questi sono tutti in un bunto, non è che dice a tecla cercare in sacchetta tutto qua, no, non è così, è impossibile. A parte poi le erbacce, l'incuria, la teoria del vetro rotto. La gente vede ammonnizza e ci pare una discarica naturale, dice qua si può buttare ammonnizza. Fototrappole subito, sindaco. Fototrappole subito e inculamenti istantanei. Qua pure ci sono dei motorini, acqua, cose, insieme a ammonnizia. Vai a vedere, qua è proprio pieno perché c'è la curva. Va bene ragazzi, ora qua mi levo perché è pericoloso. È pericoloso. Va bene, sindaco. Fototrappola subito, siamo tutti con voi, i cittadini puliti, perché questi non è che non li noti tu, sembrano puliti di fuori, ma sono sporchi di dentro, hanno dietro le orecchie, sono sporchi, hanno gli abiti e gente molto spesso con abiti firmatissimi, diversi ogni giorno per fare capire che hanno i soldi, però poi c'è un piccolo particolare che nessuno nota. Per esempio, hanno dei paricavasi 1000 euro l'uno, no? Ogni paricava. E si mettono un giorno e poi l'indomani cangiano, no? È sempre così all'infinito. Ma non è che i cavasi si lavano, perché tanto i pensano un giorno e passano anni e fetono come i cani da vicino. Sono puliti, però fetono come i cani. Quindi, sindaco, fototrappole subito, Punti Vigna e ingulamenti senza pietà. Chiuso. Anche se beccate me. Se io butto una carta, io giusto devo essere ingulato. A voi la linea studio. Termina.